poter avere personale sufficiente a presenziare continuamente di fronte a tutte queste situazioni, direi che è impossibile per tutti. Ci si richiama sempre al buon senso della gente, della capacità di discernere e di capire che tante situazioni sottendono un rischio che poi può risultare un pericolo e anche far succedere una disgrazia. La polizia locale di Vittorio Veneto è ben consapevole che tra i suoi compiti c'è anche multare chi va a nuotare dove è vietato, fiumi e laghi, ma gli organici sono troppo scarni per controlli frequenti. È alla prudenza dei cittadini che il sindaco Antonio Miatto si appella nel terzo giorno di ricerche al lago morto sul fadalto del ventenne di Mestre Andrei Boicenco. È domenica, l'area è affollata malgrado l'annegamento del giovane russo. Sulla piccola spiaggia sono a centinaia, coppie, famiglie, molti con bambini e cani sono in acqua. Non fosse per il via vai dei mezzi dei vigili del fuoco sembrerebbe un fine settimana qualsiasi. In azione ci sono il nucleo regionale dei sommozzatori di Vicenza, 2 gommoni, la squadra di Vittorio Veneto e l'unità di comando locale di Treviso. Ricerche non facili, sul fondale la visibilità è scarsa intorno al metro. La svolta si attende dall'arrivo del dispositivo dotato di sistema sonar per localizzare il disperso scivolato dal materassino e mai più riemerso. Dispiace che succedano di queste cose, specialmente perché collegate a momenti di relax, a momenti gioiosi e poi succede l'inevitabile. D'altro canto bisogna anche notare che manca anche un po' di prudenza da parte della gente. Che entra nell'acqua gelida senza rendersi conto delle possibili conseguenze, conclude il primo cittadino. Oltre che pensare a un qualche problema cardiocircolatorio alla base dell'annegamento di un ventenne, a me non viene tanto altro da pensare.